L'incontinenza è una patologia che incide sulla qualità della vita della persona con un impatto importante sia sul piano psicologico che familiare e sociale. La casistica dice che il disturbo, che colpisce equamente entrambi i sessi, è considerato tra le 5 patologie più diffuse al mondo. Di incontinenza e di istomia, cioè dell'apertura chirurgica creata in caso di necessità, si parlerà sabato prossimo in Piazza dei Martiri a Belluno in occasione dell'arrivo del camper che sta facendo tappa nelle principali città del Veneto per sensibilizzare e informare la popolazione. È una patologia che va sempre ben studiata prima di proporre qualsiasi tipo di trattamento, perché ci sono due tipi di incontinenza. L'incontinenza urinaria da urgenza può essere trattata farmacologicamente oppure con piccoli interventi endoscopici. L'incontinenza da sforzo può essere risolta impiantando piccole benderelle che si integrano completamente con i tessuti umani. Questo tipo di patologia colpisce una grande fascia di età, si va dai 20 sino agli 80 anni e la prevalenza a livello della popolazione maschile è intorno al 3%, mentre a livello della popolazione femminile raggiunge il 20%. L'iniziativa di sabato prossimo si pone l'obiettivo di promuovere l'informazione e un corretto approccio alla patologia per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e i percorsi di cura. La campagna Incontriamoci è una iniziativa organizzata da ULSS Dolomiti con le associazioni regionale e provinciale degli incontinenti estomizzati.